veramente così, mi raccomando. Per me sarà difficile fare il tifo, ma per fortuna è un amichevole e mi raccomando che così sia. Papa Francesco ha accolto così le delegazioni delle nazionali d'Italia e Argentina, che domani sera all'Olimpico si sfideranno proprio in onore del pontefice, che ha ricordato i suoi trascorsi di tifoso bambino del San Lorenzo ed esortato i calciatori presenti ad essere uomini prima ancora che campioni. Circa 200 in totale le persone ricevute in Vaticano, con le due federazioni che hanno portato doni personalizzati al primo Papa sudamericano della storia. Un incontro che ha emozionato tutti i protagonisti. Il CT Prandelli ha confessato di non essere neppure riuscito ad invitarlo allo stadio, mentre Capitan Buffon ha parlato di giornata speciale con un Papa speciale, scherzando sul fatto di aver finalmente visto una persona riscuotere più successo di Leo Messi. Già, la Pulce, il più forte giocatore del mondo, nonché portabandiera dell'Albiceleste, guarderà la gara dalla panchina, bloccato da un infortunio. Stessa sorte per l'altra stella annunciata della sfida, quel Mario Balotelli alle prese con un ginocchio malconcio che gli sta rovinando l'estate. Il bad boy del nostro calcio, che ieri ha compiuto 23 anni, ha avuto al termine dell'udienza il privilegio di un breve colloquio privato col Santo Padre. Stasera alle 20 la nazionale, priva anche dello juventino Barzagli, sosterrà l'allenamento di rifinitura. 24 ore dopo, agli ordini dell'arbitro tedesco Stark, affronterà i ragazzi di Sabeia. Tanti i laziali romanisti in campo, dagli azzurri De Rossi, Candreva, Osvaldo, Florenzi e Marchetti ai sudamericani Lamela e Biglia. Quello di domani sarà il 14° incrocio tra le due nazionali. Il bilancio per ora vede 6 vittorie italiane, 2 argentine e 5 pareggi. L'ultimo confronto, curiosamente proprio all'Olimpico in amichevole, risale al 2001, quando la squadra allora di Trapattoni venne battuta 2-1 in rimonta, Di Fiore, Chili Gonzales e Crespo le reti, ma i precedenti più memorabili sono i 5 in Coppa del Mondo, consecutivi dal 74 al 90. Proprio in quest'ultima occasione ci fu l'unica affermazione ridata dell'Argentina, bruciante per i nostri, quella vittoria ai rigori a Napoli nella semifinale del Mondiale casalingo.